noticiario Notizie in entrada, gli argomenti del culo che vado a trattare, dice a 3 anni dall'acqua alta del 2019 i residenti si ancora devono aspettare i rimborsi. Sempre a Venezia, attivazione del ticket di ingresso alla città di Venezia viene rinviata per l'Istat. Ovviamente i residenti ingresso ne pagherà, pagamento che verrà fatto solo che dalle 8 alle 17 e il sindaco rende chiaro i casi quando che Veneti pagherà. Sempre a Venezia, Solbateo, persona e aggiunge spray al peroncino ortegante per evitare i controlli per il biglietto. Alcune persone si sentono male. Riguardo Cadamosto, procura e indaga sorta del ponte costruito per errori delle ristrutturazioni a Cadamosto. Chiosa. Nessun rigassificatore davanti alla costa Ciosota. Muran, settore del vero in crisi per il caro energia. Da Muran a fin del mese sospende i forni e il ministro più sostegna Muran. A Mestre, in via Piave, ancora episodi di violenza per via del spaccio di droga. Vertice in prefettura per controlli più severi. E i risultati: Venezia Calcio e Venezia FC perde da nuovo il penso con la regina dell'ex allenatore dei Lagunari Filippo Inzaghi. E rassegna al 10° Joel, poi Giampaolo, al 55° Luigi Cagnotto e al 76° Hernani per la regina. Un primo tempo giocare in modo più aggressivo, secondo tempo ancora da smentegare. Venezia 1907 Noventana Football Club 3-0 per il Venezia 1907, in gol Petenò, Penzo e Selle. Ecco, questi sono gli argomenti di questo notiziario. Se vi è piaciuto mettete mi piace e iscrivetevi al prossimo notiziario.